Bentornati al mondo della stanza in cui possono crollare anche i ciak e sparire all'improvviso, ma appaiono loro, Matteo, Paolo e Sirio, a.k.a. Oroco Ritual Baobab. Molto bene. Ti presento Oroco Ritual e Baobab. Bellissimo. C'è una motivazione? Sì, per questa spartizione? Sì, io ho pensato al nome Baobab perché mi piaceva l'albero, mi sento io un albero perché ho 25 anni, quindi insomma certo. Mi permetto di esserlo. Poi è arrivato Oroco perché cercava casa e ha deciso che l'albero era, l'ombra, sta bene, sta bene. E ci mancava chiaramente il ritual, perché senza il ritual la musica e tutto questo non sta in piedi, c'è bisogno e noi tutte le sere abbiamo questo rito di... Paolo, ti chiedo solo... Sì, ciao. Così, fantastico, a questa distanza qui va benissimo. È un rito la nostra musica, è un rito per noi, è un rito per la gente che ci sta attorno, sentiamo che sempre facciamo qualcosa di bene. Certo. Per noi e per tutti quelli che ci ascoltano. Guerrieri della luce, come si suol dire, no? Esatto. Molto bello, grazie anche per la dedica, fra l'altro, in quella canzone molto bella. Voi siete nati da 2 anni, giusto? Più o meno? 24. Sì, circa 2 annetti? Sì, 2 anni, sì, circa. Com'è nato, com'è andata questo incontro? Se non mi sbaglio, io a un certo punto ho sentito che Sirio poteva essere un buon compagno di viaggio, volevo prendere un treno verso l'ignoto e lui secondo me era la persona giusta, mi ha detto ok, proviamo. Siamo partiti, io conosco Matteo, gli ho detto mi piace lui come persona e lui mi fa sì, ci parlo io. Lo conoscevo già. Sì, ci parlo io, certo, ci parlo io, infatti. E quindi lui poi ha aggregato Matteo che all'inizio ha fatto il difficile, ha detto ma no, ma no. È la nostra prima donna lui. Alla fine l'abbiamo portato con noi e insomma il treno ha preso una direzione nuova, tra l'altro, che è quella che stasera abbiamo portato con tanta luce. Però è partito dal blues, dal funky, dal jazz, dal country, dalla musica irlandese, ci abbiamo messo insieme. Era un'officina, un laboratorio musicale, fantastico. Alchimisti che hanno elaborato questo materiale, è uscita questa nuova dimensione che ci piace un sacco e anche a noi. Molto bene, molto bene. Avete Sirio invece, adesso voi siete in elaborazione per il disco, chi vuole, se si può spoilerare qualcosa? Sì, adesso dopo 2 anni di lavoro, dopo aver sintetizzato un po' il nostro stile, insomma, abbiamo messo da parte un po' la musica irlandese, un po' di chitarre acustiche che avevamo fin dall'inizio e le percussioni sono rimaste, quelle ci sono. E quindi abbiamo trovato questa sintesi, insomma, del nostro stile. Che si rifà molto alla musica afro rock, afro beat, afro latin. Siamo partiti anche un po' dall'afro jazz, però abbiamo un po' lasciato stare perché non era proprio nelle nostre note. Abbiamo un'energia un po' più tellurica, diciamo, un po' più legata alla terra, quindi l'afro jazz è fin troppo tra virgolette sofisticato, ecco. Più aria forse. Sì, esatto, noi abbiamo più fuoco, terra. Dopo l'aria c'è anche l'aria, però sì. Insomma, ecco, diciamo che il nostro viaggio ci ha portato a questi 9 brani che abbiamo registrato da poco, giusto la settimana scorsa, da Mal de Testa Studio, che è tra l'altro qua dietro, siamo bella, è a Tombolo, quindi seguite i ragazzi di Mal de Testa Studio. Ciao Daniel. E niente, abbiamo fatto queste registrazioni che non sappiamo bene che fine faranno, nel senso adesso sono in fase di lavorazione, ci mancano le voci, ci mancano degli overdub e poi vedremo. L'idea è di trovare un'etichetta che pubblichi questo materiale, l'idea è di portarlo in giro quest'estate nei concerti che abbiamo trovato finora e speriamo di trovarne altri, magari anche durante l'inverno, e poi siamo aperti un po' alle possibilità che arriveranno da fuori. Vediamo l'universo cosa ci manda. Chiaro. Matteo, invece tu sei stato percussione e parola. Cos'è nato prima? Percussione, immagino. La mia vita dici? Sì. Percussione.
Sì. Parola quando è arrivata a livello di brano. Parola, canto, perché più che parola Sì. io mi piace molto esprimermi con il canto, infatti alcuni brani sono fatti con un canto intuitivo, Certo. lo chiamo, quindi non è una lingua, o forse lo è ma non lo so. Sì. Altri invece hanno la parola, però il canto per me è arrivato anni fa, adesso non saprei dire di preciso quando, però la percussione, la batteria era lo strumento principale, la chitarra e poi il bisogno di esprimere con la voce l'anima, e quindi per me Certo. insomma, ecco, questo progetto mi permette di farlo, mi ha permesso fin da subito di fare entrambe le cose, ed è per questo che sono ancora qua. Esatto. Fantastico, ragazzi. No, siete stati veramente la descrizione che c'era su di voi, anche perché poi siamo in 3 che stiamo dietro un po' alla direzione artistica, e ognuno dei 3 ogni tanto, anche un po' a sorpresa, porta un gruppo, ed è sempre bello. A me piace, quando magari non li ho già visti live, arrivare con la sorpresa senza spoilerarmi prima. E siete stati una bellissima sorpresa. Traspare anche appunto il canto non parola ma parola, questa cosa in cui volete portarci. Io vi chiederei innanzitutto, facciamo format, che così sciogliamo e poi appunto vediamo dove ci porta. Un film, un libro e un artista o un album che vi sentite di consigliare. Chi se la sente di partire, da dove vuole? Allora, un film che avrei voluto fare io, ma l'hanno fatto prima di me, è Il pianeta verde. Ok. Il pianeta verde è un film che consiglio a tutti di vedere una volta, e insomma è questa bellissima immagine della Terra inquinata, che però, sapendo girare e viaggiare in Australia, ci sono ancora dei paradisi meravigliosi, Certo. no? Quindi Il pianeta verde. Ma tu hai a che fare anche con il cinema? No, io ho lavorato un po' col teatro, ho fatto Ok. diverse volte, ho suonato per attori, insomma, di teatro, e il cinema mi piace tantissimo. Ok. Da ragazzo ero al cinema, invece che andare a scuola andavo al cinema. Fantastico. Sì, scuola serale, e ogni tanto il cinema era di fianco. Hai fatto un'altra scuola, diciamo. Ho fatto un'altra scuola, sì. E invece libro o artista? Il comportamento intimo degli animali. Non mi ricordo l'autore, ma è incredibile, perché negli animali io ho visto tutto quello che noi facciamo, gli esseri umani, Ok. i tabù, le cose per cui noi finiamo in galera. Nel mondo animale succede tutto e va bene così. Lui che mangia lei che mangia lui, lei che tradisce lui dietro all'albero, Certo. chi tradisce invece davanti all'albero, chi è monogomo, chi cambia sesso quando serve cambiare il sesso. Certo. E lì è tutto bellissimo, tutto normale. Da noi questo è un libro che consiglio a tutti. La vita intima degli animali. Il comportamento intimo degli animali. Il sì. comportamento intimo degli animali. Sì, e poi ce n'è un altro, anche le libellule hanno un cuore. Ok. Anche quello è un libro che parla del comportamento amoroso degli animali. Potrei citarne altri, insomma. Bella esperto, l'interesse. Sì. Sì, mi sono documentato su questo aspetto della vita, sì. Anche L'alchimista mi è piaciuto tantissimo. Certo. Quello. Sì. Poi quello lì anche di come si chiama? Magico. Di Jodorowsky? No, va bene. Basta così. Per me, Ok, basta così. fantastico, Passerei grazie. la palla a- No, aspetta, l'album o un L'album. artista. Un artista che tu Guarda, consigli questa sera. ma io sono legato ai vecchi Benissimo. miti della musica, cioè, mi piacevano Rolling Stone, mi piacevano quanti se ne sono, ma anche la Baez, mi piaceva Cooper Terry, Woody Guthrie, B.B. King, potrei dirtene 150, Certo. c'è una storia. Io
Ho iniziato... Come mai per primi i Rolling Stones? Ma perché mi hanno veramente acceso Una lampadina? Sì, perché li ho ascoltati proprio in adolescenza e esprimevano proprio quella rabbia, quella grinta che mi accompagnava. I can get no satisfaction Certo. and I try. Bellissimo. Ruben dei Camillas ci ha detto quelli sono meteoriti, non sono scoperte, sono meteoriti No, che ti sono arrivano sono addosso fiori, in età fiori. adolescenziale. Sono fiori che maturano in un Sì, certo sì. momento della storia, proprio inimitabili. Sì, sì, sì. Vai, poi in Pink Floyd, che ne so. Ma io ho un passato anche di tanta musica folk popolare, quindi musica anche veneta, Coppa le Vecce, Fantastico. Potrei raccontare. Poi ho vissuto un po' in Brasile, quindi ho tutta anche una parte brasiliana che mi accompagna. Ho vissuto a Londra, quindi anche lì blues, reggae, Certo. a manetta, funky. Ormai sono stato contaminato, non sono più com'ero. No, beh, bellissimo, fantastico. È quello l'obiettivo. Esatto, Sì, sì. esatto. Ho fatto un'overdose di musica. Beh, ma dopo, allora, Cri, domanda dal regista, io direi su delle vicissitudini, magari post gioco dei tre, diciamo, chiamiamolo così. Com'è? No, che dopo, allora, la domanda finale sarà di Cri. E sarebbe bello scavare in queste esperienze che tu hai fatto. Va bene, ci sto. Volentieri. Bisogna scavare qua. Chi vuole, ragazzi? Matteo, Sirio? Sì, allora. Allora, da dove vuoi? Libro, film o artista? Che consigli? Un fumetto, dai. Vai. Fumetto, consiglio a tutti Sandman Ok. di Neil Gaiman. Una serie pazzesca perché mischia, c'è esoterismo, c'è filosofia, c'è la cultura underground degli anni 80-90, quindi punk, poi Ok. c'è di tutto dentro, c'è magia, c'è folklore, mitologia, ci sono religioni, è pazzesco. Sandman riferito alla figura quella un po' Eh, del Babau? O No, Sandman sarebbe la figura di Morfeo all'interno Sì, di questo ok, fumetto. ok. Quindi sarebbe il dio dei sogni, Sì, ok. che è il protagonista di questa serie. Mi ha appassionato tantissimo. Tra l'altro ci sono svariati spin-off che approfondiscono tipo tutti i personaggi secondari e Ok. sono tutte storie ambientate nell'universo Sandman, però dopo dopo la prima serie, Sì, dopo insomma, l'avvenuto. dopo la serie principale, ci sono tutti gli spin-off che si chiamano Sandman Universe e io li consiglio, a me piace veramente molto per chi è intrippato di roba psichedelica, sempre di contaminazioni. Certo. Ecco, quello là è proprio un super fumetto pieno di contaminazioni, pieno di stimoli. È un fumetto crossover, no? Bello, non lo conoscevo. Ma è recente? No, è degli Ok. anni, parte dagli anni 80-90, poi ci sono state un sacco di riedizioni. Ok, bella. Molto- Sandman. Sandman, guardatelo. Grande. Musica, anche là ce ne sarebbe veramente troppe da dire. E noi giochiamo sul primo, Sul la prim- prima, la i primi. prima cosa che mi è venuta in mente, dato che ha a che fare anche un po' con la ricerca che sto facendo un po' ultimamente, negli ultimi anni, sulla musica afro però moderna, contaminata anche quella dalla musica magari elettronica, dalla musica rock. C'è un gruppo fighissimo che sono molto agguerriti, sono sonorità un po' oscure però tribali, con Ok. questi tre ragazzi. Sono 5 in verità, però 3 sono di origini africane Mhm. e 2 sono occidentali, insomma. Ok. I 3 suonano le percussioni classiche, insomma, ci sono i dundun, ci sono i tamburi africani Sì. alti e dietro abbiamo come supporto una batteria e un ragazzo che sta ai sintetizzatori e fanno questa musica veramente molto intrippante. Si chiamano Nihiloxica. Nihiloxica. Vabbè, però scritto Nihiloxica. Fantastico. Nihiloxica. Ok. Li ho scoperti in questo festival dove tra l'altro suoneremo quest'estate anche noi, che è il Free Sound Fest Ok. a Tramonti di Sotto,
sarà 28, 29, 30 agosto. Bella. Noi suoniamo il primo giorno sul palco grande insieme a altra gente, insomma. Adesso non mi ricordo tutti i nomi, però intanto... però li ho scoperti in questo festival, bellissimi, consigliati, soprattutto i primi 2 album. Il primo che esce per un'etichetta che consiglio anche quella di spulciare tutte le pubblicazioni, che si chiama Nieghe Nieghe. Ok. È scritto NYEGE Okay. ed è una Nieghe Nieghe Tapes, Ok. ed è un'etichetta discografica africana, credo sudafricana, adesso non mi ricordo bene, e fanno musica fighissima, tutta sempre sperimentale, tra musica afro tradizionale e roba elettronica moderna, comunque Certo. viaggioni strani, ecco. Quindi o il primo album uscito per la Nieghe Nieghe o altrimenti il secondo album che si chiama Kahaloli. Ok, Però insomma, sì. guardatevi la discografia, il primo e secondo album. Fantastico, Ecco. grazie. Poi cosa volevi? Un film? Non so. Un film. Un film, oddio. Il Qua tuo film. mi cogli impreparato. Un film. Dopo lì. Potrebbe andare benissimo. Dopo no, vediamo. Qualcosa che mi ha folgorato. Che cazzo. Non guardo film da un sacco di tempo. Harry Potter. Harry Potter. Mi ha folgorato la piccola Harry Potter. Guardate Harry Potter. Beh, raga. Oh, Signore degli Anelli, vabbè, Signore... ma sono i classici, vedete qualcosa di particolare. Non lo so, guardatevi Enter the Void. Ok, Un certo. tripone abbastanza violento di gente che si droga male e che poi muore, e che poi ti vedi il viaggio di questa gente che esce fuori dall'anima e fa il viaggio nel bardo, nel cosiddetto bardo secondo i tibetani. Quindi interessante, comunque, vabbè, Tripone, film. come si Tripone, suol dire. tu sempre triponi, a, noi Beh, piace, a giusto. me piacciono i triponi. Giusto. Posto giusto. Vedi, È la psichedelia, io porto la psichedelia. Prego Matteo. Allora, Un film, un libro. partiamo un dal artista. film che mi è venuto in mente quando parlavi Vai. di cartoni. È un film che ho fatto vedere ai ragazzi che seguo a scuola da poco. Kung Fu Panda. È un Certo. classicone, ma è un film che è di una saggezza Sì, enorme. ben Infatti fatto. dicevo ragazzi, fra 30 anni forse lo capirete questo film. Questo cartone, questo film. Kung Fu Panda. Mi è venuto in mente, guardatevi Over the Garden Wall, che è una serie fighissima. Ok. Non ve la racconto, non ve la spoilerò, guardatevela. Si trova? Sì, si trova su, oddio, da qualche parte, cercate Ok, se lo cercatela. scrivete. Over the Garden Wall. Fantastico. Over the Garden Wall. Poi artista, tu non hai detto musicisti, quindi artista l'hai anche nominato Jodorowsky. Ok. Per me è un artista panico, eclettico, che lo stimo tanto. Ha fatto libri, film, Certo. ha inventato la psicomagia, insomma tante cose, mi ispira molto. Cos'era E poi l'altra cosa? un libro. Vabbè, il primo che mi viene in mente Sì. si chiama Un corso ai miracoli. Che cos'è? È un libro che ha canalizzato una terapeuta, cioè nel senso che l'ha ricevuto, Ok. ed è un librone così, è un libro che invita, come dire, al risveglio. Ok. Interessante. Leggetelo. È affrontabile o è molto tecnico? È tecnico, è grande, però c'è una parte teorica e una parte pratica. Sono esercizi per riconoscere l'illusorietà nella realtà in cui viviamo. Ah, ok. Questo mi sento di consigliare questo. Molto bene. Fantastico. Ma che Aho. sarebbe... Per quasi ogni cosa ci sarebbe, secondo me, un bel fiume dove andare, cioè, dove scorrere riguardo a queste suggestioni. Avete già un nome per il disco? No. Lo scegliamo adesso. Lo scegliamo adesso? Chiamiamo Munchen. Beh, sarebbe Io invece pensavo HD Munchen Brauhaus. Là c'è scritto Mate. Munchen. No, era una curiosità. Se avevate già dato un nome a... Visto che mi ha colpito molto l'inizio dicendo sì, io sono Rocco, io sono Ritual, io sono Bauman. O lo chiameremo così, oppure... E cambiamo nome però del gruppo a questo punto, no? Chiamiamo l'album così e cambiamo certo, nome del gruppo. certo. Giusto per per fare un cambiare, tranello.
Allora, Cri, hai una domanda che è sbocciata? La domanda... Vai. Io gli faccio la classica. Ok. Le scarpe. Quando siete entrati in stanza, le sensazioni che avete avuto, o sensazioni o qualcosa di particolare, insomma, che vi ha... Beh, io c'ero già stato, quindi La prima volta. gran bel Ok. posto, lo consiglio a tutti, mi piace un sacco come è arredato, cioè la figata di questo posto con le sedie sul soffitto, con tutti questi cimeli, questi orpelli, questi riferimenti a religioni, misticismo, un sacco di Beatles ovunque, un sacco di John Lennon sempre presenti. E a me piace un sacco, credo che sia un posto unico, almeno in Veneto, se non anche in Italia, perché posti così credo che ce ne siano pochi, soprattutto al giorno d'oggi, che comunque riescono a sopravvivere, anche perché dei tempi che scorrono è difficile tenere in vita posti del genere. Quindi insomma sono felice di essere passato di qua proprio in questo periodo e vi ringrazio Matteo che ci ha invitati e niente, passerei la parola a lui. Io la prima volta la sensazione che ho avuto è che già ho provato in altre situazioni, è come nelle piccoli paesi, se San Martino di Lupe non credo che sia così grande, spesso accadono, proprio perché non c'è nulla, accadono queste cose, queste unioni di persone che hanno voglia di fare qualcosa per tenere vivo il paese, no? E poi dentro qui, entrando, si sente che c'è una storia. Mi ha meravigliato positivamente questa vostra iniziativa di mettere insieme tecnologia, supporto, no? Che è quello che in fondo i gruppi cercano, e in un posto, cioè, già essere qui in questa cantina con il passaggio stretto che bisogna passare così in mezzo a mille cose, no? E prima mi chiedevo, ma perché non tolgono un po' di roba così ci sta più gente, no? E invece no, la gente ci sta comunque uno sopra l'altro, belli stretti. E bello, mi è piaciuto molto. Tutti simpatici voi, cioè veramente complimenti. Un senso... No, vabbè, molta buona energia, accoglienza, vivacità, sì, grazie veramente. Grazie a voi. Grazie. Sì, io potrei condividere quello che ha detto Paolo, ma aggiungo che ho sentito quella follia che per me è sana, no? Ci mantiene sani, no? È un po' come dicevo nel brano Warrior of Light, ho proprio sentito che qua c'è qualcuno che ha il coraggio, no? Di essere folle, ha il coraggio di essere folle, artista, e portare avanti la creatività. Sì, siamo tutti folli, Sì, ma non però tutti non- lo certo. riusciamo a portare nella vita. Belli. Belli. Quindi ecco, qua aggiungo questo. Grazie. Folli pragmatici. Ma domanda finale, visto che si percepisce una cammino affine anche a molte persone che sono qui, che è una appunto ricerca di luce, di appassionarsi a determinati argomenti, andare a ricercare dentro anche. A voi, innanzitutto sarei curioso di sapere, se si può, che età avete, quando è capitato, se è capitata una svolta, se voi vi siete, come dire, sempre riconosciuti in questa cosa, o se è capitato un fatto, un momento della vita in cui avete detto piano piano abbraccio questo modo di essere. Se volete non rispondere, non rispondete chiaramente. Qual è la prima domanda, scusa? Esattamente. Se c'è stato un momento, allora, quanti anni Sì, Quanti anni ho secondo te? 25? Esatto, no, un po' di più. Ok. 7, dai. No, ho 70 anni, ok? 70 anni è veramente, io sono da quando ho 3 anni. Ma quindi... tu stai scherzando, hai 70 anni? No, 1956, 5 gennaio, Capricorno. Fantastico. ok? E quindi ho vissuto tante vite, sempre accompagnato dalla musica, perché i miei suonavano, mio papà suonava il clarinetto, mia mamma suonava la fisarmonica, mio Ok. fratello suonava la batteria. Quando sono nato io hanno smesso tutti di suonare, c'è stato il vuoto per 3 anni, poi ho preso l'armonichetta e ho cominciato via. a suonare, e lì ho cominciato a suonare e tutti quanti bravo, continua così. Momenti in cui
avevo voglia di fare, ne ho passati tantissimi, di prendere luce, ho organizzato festival, ho organizzato cooperative musicali, organizzo eventi in giro, a Capracotta, Ok. in giro, quindi sono una persona sempre stata molto attiva, lavoro tantissimo con i bambini, quindi porto la musica, ho fatto 30 anni di centri estivi, dentro c'era la musica, quindi Certo. ho visto crescere i musicisti Generazione. con cui poi ho suonato anche. musicisti. E quindi sono felice. Viva la Fantastico. Beh, si vede? Cioè, non li dimostri minimamente. vita. Ma grazie a loro che mi fanno sentire giovane. Lui spesso è più giovane di noi. Sicuro. Comunque io ho 28 anni e se ho ben capito la seconda domanda, diciamo che fin da piccolino sono stato educato diciamo così, al cattolicesimo, ma in maniera rigida. Però sentivo comunque il desiderio di ricercare una piccola chiamata. Ho avuto una sorta di mentore, era un prete. Ok. Sì. E poi, come tanti, come dire, mi sono allontanato dalla Chiesa, dal cristianesimo per ricercare nell'Oriente. Come anche alcuni preti Come fanno alcuni comunque, preti, tra l'altro. per poi però Sì, riscoprire anche, no, le radici della cristianità, Mhm. che non ha niente a che fare con Sì. quello che propone la Chiesa tendenzialmente. Secondo me è Gesù è nessuno su Cristo. Vedi? Avete mai letto a volte Ritorno Ah, l'ho sentito. di John Niven? L'ho sentito parlare. Gesù ritorna ai giorni Eccolo, nostri. ecco. Però Eccomi. appunto Vedete che c'è anche la croce qua. Io porto anche i simboli della croce proprio per questo, perché Certo. per me è un riportare il vero significato del cristianesimo. Un tempo non avrei mica messa la croce, sofferenza, tutta quella No, roba. no, Invece chiaro. per me la croce ha diversi simboli: il Cristo che è luce, l'orizzontalità, la verticalità, no? Tante cose esoteriche. Certo, Quindi questo. fantastico, grazie. Io ho 31 anni Sì. e sì, 31. Di più o di meno? 70, esatto, ero io il settantenne in verità. Paolo è il trentenne. In verità è un po' di diciamo, come si può dire, di atmosfera orientaleggiante ce l'ho sempre avuta in casa. Ok. Grazie a mia zia che viaggiava, andava in India, era appassionata di induismo, misticismo, tutte queste cose qui. Quindi quando tornava dai suoi viaggi in India portava a casa un po' di queste influenze, no? Ecco. E quindi diciamo che mi sono sempre interessato in qualche modo, anche se in verità in adolescenza un po' meno, Sì, no, sì, sì, ascoltavo sì. black metal, death metal, ero un metallaro abbastanza Convintissimo. infognato e convinto. Però anche in quell'ambiente là, in verità, anche dal black metal ho scoperto il Viking, il folk metal, che comunque hanno una visione anche molto spirituale. Non che il black metal non ce l'abbia, perché è una spiritualità di altro genere, secondo Sì, me. sì, E ok. fa sempre parte dell'esperienza umana, quindi non è che bisogna dire che quella cosa non No, è no, spirituale. capito, certo. Quindi così poi da lì ho avuto un periodo verso i 20 anni dove ho lasciato andare un po' il metal, ho scoperto il rock psichedelico, ho scoperto la psytrance, ho scoperto vabbè, un po' come tutti, sostanze, cose e quant'altro, e, Sì, sì, varie, è stato- varie situazioni insomma che mi hanno stimolato comunque poi a una ricerca sono in ricerca, come siamo tutti in ricerca, Certo. credo che non finisca mai. Paolo ce lo può confermare, credo che la ricerca non finisce mai, insomma. Stiamo vivendo in gerundio e sempre facendo. In andando- gerundio. In gerundio, la vita per me è Certo, gerundio. fantastico, bella. Andando, cercando, amando, sperando. Diciamo che ci vogliono chissà quante vite prima di Sì, sì. insomma, Però io ho fatto Oh. questa domanda un po' perché Veneto comunque è terra molto difficile già per i sentimenti, figurati per la spiritualità. tutti staccanovisti qua. Sì, cioè, per cui quando fortunatamente questa cosa c'è, molto in realtà, per cui la curiosità era di dire bene, ci sono già stati delle, come dire, sono delle cose che ti sono capitate o sono delle cose che magari appunto poi
magari 10 persone su 11 non le notano. A te t'ha preso questa cosa del link con la zia che dici mi ha incuriosito, Sì, mi ha chiamato. sì, esatto. Però Sono anche stimoli secondo me che interesse. arrivano, no? Quando sei giovane, quando sei piccoli, li assimili No, senza volerlo esatto. e secondo me in qualche modo hanno stimolato ovviamente delle Sì, cose. un attecchito. L'ambiente credo che faccia molto. Poi da un ambiente come magari il suo che era ipercattolico, c'è comunque anche quel senso di ribellione che ti porta in qualche modo Certo. a cercare magari poi altre cose, altre strade, quindi alla fine da una parte o dall'altra magari ci arrivi se devi arrivarci, oppure No, magari no, hai chiaro. altri piani di vita, non so, il destino ha qualcos'altro per te, insomma, i servono. Lo scivolone. No, ma non scherzi. Grazie a Rocco Ritual Baobab. Aspettiamo il disco. Dai, Grazie mille. ciao, grazie.